Chi nella mattinata doveva raggiungere Venezia dall'aeroporto di Roma Fiumicino o viceversa ha incontrato non poche difficoltà a causa dell'incendio scoppiato nella notte all'interno dello scalo romano, con vigili del fuoco, forze dell'ordine e volontari della protezione civile che hanno lavorato ore per mettere in sicurezza l'area. La scintilla fatale all'interno di un'area di ristorazione con ogni probabilità a causa di un quadro elettrico. Da lì le fiamme si sono allargate velocemente nonostante l'entrata in funzione del sistema antincendio. 3 le persone intossicate ma nessun ferito. Visto l'orario non c'erano molti presenti, ma le ripercussioni si sono fatte sentire sul traffico aeroportuale di tutta Europa. Lo scalo di Fiumicino infatti è rimasto chiuso per ore, determinato la cancellazione dei vari voli diretti verso Roma. Anche a Venezia sono stati cancellati molti voli. Dopo le 11 erano già scattate 5 cancellazioni. Stando al sito di Save, la società di gestione dell'aeroporto, sarebbero stati cancellati anche gli arrivi delle 13:35 e la partenza delle 12:10. Nel pomeriggio la situazione è tornata pressoché alla normalità, anche se i passeggeri sono stati pregati di arrivare con largo anticipo. Tutte le persone, dopo quanto accaduto a Roma, sono state accolte al desk Alitalia del Marco Polo, dove comunque la situazione era tranquilla.